Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel nuovo video pillola del Marietto Veneziano, benvenuti nel canale del Marietto Veneziano. Prima cosa che vi voglio dire oggi è che d'ora in avanti potrete sempre ascoltare le nuove pillole alle 7:45 di mattina nel canale del vostro Marietto Veneziano, così che quando vi potete svegliare sui vari social, voilà, potete venire subito a vedere una pillolina radiostesica radionica o di magia, alta magia operativa con le candele. Bene, detto questo piccolo spot, iniziamo oggi subito con la partenza, col botto, con un circuito radionico, ma può essere anche definito un quadrante radiostesico del Sator. Dove lo si può trovare? Lo si può trovare nei PDF gratuiti del sito il capitano.altervista, fatti da Marietto Veneziano, e sono tutti totalmente gratuiti. Quindi se volete trovare questo circuito lo trovate o nel sito del ilcapitano.altervista.org oppure nei gruppi di social Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. In ogni caso sono sempre gratuiti e stampabili e utilizzabili. Poi vediamo subito una cosetta. La prima cosa che voi dovete sapere è che ogni circuito, visto che è gratuito, però non è che va bene sempre per tutti e in ugual misura, perché ogni persona ha la sua frequenza bovis e quindi per forza di cose bisogna utilizzare il quadrante radiostesico per la valutazione, per valutare se quel circuito o quel quadrante va bene per il vostro caso. Quindi state sempre attenti, lo ripeto, perché ogni circuito ha le sue caratteristiche e ogni circuito funziona in una certa misura ad aiutare una certa persona. Non è che lo stesso circuito che va bene per me andrà bene per un altro o viceversa. Quindi io quando spiego queste micropillole le spiego sempre pensando che voi controllate quel quadrante radiostesico di valutazione se questo circuito va bene per voi. In questo caso qui è il quadrante Sator, è il circuito radionico Sator che ho fatto per voi e che potete sempre scaricare gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org. Bene, e ora iniziamo la micropillola. Prendiamo il nostro pendolino, vedete? Come sapete ormai dalle altre pillole mettiamo qui nel cerchietto il testimone, che potrebbe essere una foto, un capello, un pezzo di unghia, un po' di saliva imbevuto nel cotone, e chiediamo al pendolino se questo circuito può andare bene per il nostro caso, il Sator, e lui dice di sì. Vedete? Sappiamo che può andare bene per noi. Appurato che questo circuito funziona per noi, andiamo al secondo passaggio. Vi chiedo sempre di farlo perché ogni circuito ha una certa potenza e può andare bene per uno e non per l'altro. Controlliamo quante ore il nostro testimone può essere applicato al circuito. Prendiamo il nostro pendolino e chiediamo quante ore devo lasciare il testimone il circuito Sator. Il pendolino ci dice almeno 5 ore. Vedete? Mettete il vostro testimone qua e lo lasciate 5 ore. Appurate questo, passiamo a un altro passaggio. Vedete? Il quadrante radiostesico per valutazione del tempo e dell'ora lo potete sempre trovare nel sito ilcapitano.altervista.org e lo potete scaricare in modo gratuito. Fatto questo, prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento che noi faremo con il nostro circuito Sator. Mettiamo sempre il testimone qua e valutiamo la qualità del lavoro alla fine delle 5 ore e vedete che il trattamento sarà molto favorevole, tra favorevole e molto favorevole. Vedete? Bene, appurato questo, prendiamo un prossimo circuito.
che è il Sator. E ripeto, questo circuito lo si può scaricare gratuitamente da ilcapitano.altervista.org o dai gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Di cosa è composto questo Sator? Il Sator è composto da 3 decagoni, da un cerchio, che praticamente raggruppano e valorizzano quello che è interno. Ed è la frase palindroma Sator arepo tenet opera rotas. E cosa vuol dire questo? E come è stato usato questa frase qua? Prima di tutto dovete sapere che il secondo sigillo salomonico di Saturno era fatto sul Sator. Quindi Salomone, più di 2000 anni fa, usava questa frase magica per dare la forza e dare la qualità di vita positiva alle persone, alle anime e al corpo eterico. Praticamente è una frase che si aggancia alle energie planetarie di Saturno per rinforzare il benessere delle persone. Veniva usato anche nelle città per garantire la sicurezza e in più vi devo dire che Roma, prima di chiamarsi Roma, si chiamava Saturnia. Infatti cosa succedeva? Quando gli eserciti stranieri invadevano le città, la prima cosa che faceva era andare a cercare il genio di protezione della città, che era tenuto nascosto. Il genio di Roma era Saturno, le forze planetarie di Saturno, infatti si chiamava Saturnia, e questo per secoli, millenni è sempre stato un segreto. Quindi noi, usando questo circuito, richiamiamo le forze planetarie di Saturno e in special modo il secondo sigillo di Saturno. Bene, quindi cosa facciamo? Mettiamo il nostro testimone nel centro del circuito, prendiamo il pendolino e lo facciamo girare in senso orario per almeno 21 giri. Questo è il minimo. In realtà dovreste fare in modo che si scarichi, cioè si carichi tutto il testimone con il circuito. Vedete? Lo lasciate fare. Dopodiché, quando avete finito, adesso io lo finisco perché questo qui è solamente un esempio teorico e didattico, posizionate il vostro strumento che avete attivato e lo posizionate in un posto sicuro, sopra un armadio, o sopra un tavolo, dentro un cassetto col testimone e lo lasciate 5 ore. Ripeto, ogni persona ha un suo karma, una sua vibrazione e quindi dovete sempre, ripeto, dico sempre controllare se il circuito va bene per la vostra vibrazione, per i vostri bovis, perché i bovis non si possono aumentare perché sono legati al karma. Quindi se voi avete 8000 bovis non potete sognare di andare a 8500 così. 100 bovis si lavora una vita per alzarli, però potete mantenere questi bovis e con questi circuiti potete in un certo senso coccolarli. Ecco. Poi un'altra cosa, eventualmente, vediamo un po', potete sempre dare un controllo finito il lavoro e guardate con il circuito radiostesico per la ricerca frequenza bovis, controllate un po' se il lavoro è andato a buon fine. E quindi se prima sapevate di essere sui 8000 bovis, voi controllate che non ci siano stati nessun tipo di problemi, che non vi abbia sovraccaricato. Vedete? E voilà. Chiaramente si mette sempre il testimone. Quindi, cari miei, cari amici che mi state guardando, sempre occhio a se il circuito va bene per le vostre qualità, le vostre frequenze, sempre occhio a non alzare troppo i bovis perché sennò c'è pericolo che vi bruciate il campo eterico, e sempre occhio chiaramente al sito del capitano.altervista.org perché tramite le pillole, le videopillole che io vi offro giornalmente voi potrete utilizzare tranquillamente i circuiti. Quindi ripeto il circuito di stamattina, di oggi, e vediamo un po'. Quindi ripeto, qui si mette il testimone sulla parola palindroma che serve praticamente a raggruppare le energie benefiche delle
secondo sigillo salomonico, e poi col pendolino, lo ripeto, lo aggregate. Avete visto che prima abbiamo controllato che ci vogliono 5 ore e lo lasciate in un posto sicuro per 5 ore. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi saluta e vi chiede che se non vi siete ancora iscritti nel canale del Marietto Veneziano e di Hildegard, fatelo pure, che saremo felici, oppure di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano. Grazie a tutti e a risentirci. Ciao.